Beh, Titina De Filippo poetessa lo è stata sempre. E non erano poesie destinate alla pubblicazione, erano poesie da mettere nel cassetto e lei le scriveva per se stessa. Non voleva pubblicarle, difatti ce ne sono ancora parecchie. E io non le ho mai pubblicate in questi anni, proprio quasi per un rispetto al suo desiderio. L'ho fatto adesso perché mi sembrava giusto che l'anno 21 sono 20 anni della sua morte, che in qualche modo si ricordasse questa attrice, questa donna che ha rappresentato qualcosa nel teatro, non il teatro napoletano, il teatro italiano. Sta d'ora all'est proprio un buon vico, meno una d'ore fritta, ma arriva in da stanza. Io sento e dico, a spie vero, o frutto più scontroso che si vede arrivare con tristezza, con ipocondria, quasi senza gioia, che si arriva e Natale è passato e se ne chiude. Fino un poco più vecchio, quando uno è tenero l'anno, non volesse vedere che torna verde, vorria sempre l'estate.